Sapete quanto mi state costando in mazzetti? Cioè, ve lo lascio solo immaginare. Ecco perché non ci chiudono. Io a Pasqua mi mangio tutto: l'agnello, la pecora, il bisonte, il maiale, il vitello, la mucca, tutto, e non mi dovete rompere i coglioni, vegetariani di sto Vi posso dire una cosa? Perché fate parlare Vitto che non ne sa mai niente? Finalmente qualcuno l'ha detto. Ladies and gentlemen, I am officially running for President of the United States. Questo governo non lavora col favore delle tenebre. Whatever it takes. Berlusconi credo che sia già un miracolo che sia vivo. I nostri valori da mantenere. I nostri tre principi principali sono la libertà, la figa e i piedini. Questa è un'idiozia. Fra 3 mesi si sgombera. Basta. E allora, signori, buonasera. Adesso in onda su Radio Libertà. I Barbari Eleganti. Buonasera, buona Schlein a tutti, bentornati sui Barbari Eleganti su Radio Libertà con i Barbari Eleganti, qui con voi sempre il vostro Graz insieme al buon Marco Rubeo. Buonasera a tutti. Al buon Vittorio Las Mujeres. Gaz, ti prego smettila con questa buona Schlein a tutti, Vittorio, non si può sentire. Pablito Las Mujeres. Pablito Las E Mujeres. Il quarto che stasera non c'è perché è andato a vedere il Milan a San Siro. Noi facciamo un grande in bocca al lupo al Milan, che sicuramente farà una bellissima partita stasera. Che gufo. E sicuramente passerà questo turno perché farà una marea di gol. E salutiamo il buon Luca Emilio che ci segue da San Siro e salutiamo tutti i tifosi del Milan che sono belli carichi per la partita di stasera, che vinceranno alla grande. Esatto, e Luca Scognamiglio avrà fatto bene a saltare per la seconda volta consecutiva. Terza. Vabbè, ma anche 12ª volta consecutiva la puntata dei Barbari Eleganti. E soprattutto salutiamo il buon Alessandro da Bologna che l'altra volta ha detto una cosa giustissima: perché facciamo parlare i toro le donne? Alessandro da Bologna, un patetico guitto, un patetico c'ha ragione, guitto. Alessandro da Bologna, se ci stai ascoltando, chiamaci anche stasera per insultare Vittorio Le Donne. Patetico guitto, solo così lo si può descrivere. No. Baluardo contro il liberismo sfrenato. No, che cazzo dici? Anche tu, Gaz, sei un guitto. Ma cosa avete mangiato a Pasqua? L'agnello l'avete mangiato? Tanti sì animali, o no? tanti buonissimi animali morti, tanti buonissimi. Per carità, viva gli animali, però viva gli animali, rispetto per gli animali, ma mangiamo questi animali. Mangiamo. Tranne gli insetti. Anche gli insetti. Anche i grilli. Gli orsi li avete mangiati? No. Perché è scoppiata anche la polemica sull'abbattimento dell'orso in Trentino. Non entriamo un po' troppo in questi discorsi, però infatti entriamo in altri discorsi più importanti. Tipo come il nostro coordinatore Matteo Gazzola ha passato le sue vacanze pasquali. Allora ci sarebbe tanto da raccontare, però ci sono anche pochi ricordi un po' offuscati. Però perché? No, state belle vacanze nel settore del turismo. Hai dato una mano al settore del turismo. Abbiamo fatto alzare il PIL anche stavolta. E non solo il PIL. No, abbiamo fatto alzare il PIL anche stavolta, quindi diciamo che in generale un po' in tutto il paese i dati sono confortanti, perché comunque ci sono stati un buon numero di turisti. Ma chi se ne frega dei dati? Noi vogliamo sapere il tuo. Noi vogliamo sapere, ma soprattutto, caro cercavo Marco, di tergiversare soprattutto, caro Marco, le sue avventure con delle dolci donzelle. Esatto, donzelle anche di una certa età che però fanno sempre piacere. Un po' stagionate, ma dal cuore sempre giovane. Complimenti. Ma non è vero. Salutiamo il presidente Berlusconi che è ancora ricoverato. Non parliamo di queste cose.
No, che vi devo dire? È stata una bella vacanza. Io mi sono sacrificato perché sono andato in vacanza come tanti altri italiani, no? Con l'intento comunque di far alzare il PIL del paese, quindi l'occupazione. E diciamo che l'obiettivo l'abbiamo raggiunto benissimo, Sì. benissimo, devo dire. Il PIL l'abbiamo alzato, c'era tanto lavoro in giro, siamo a posto, no? Tu volevi far alzare qualcos'altro, non il PIL, Gaz. Il PIL. E vabbè, Sì, inizia, voi inizia con come le P, l'avete, esatto, inizia come con le la avete P. passate queste ferie? Bene, bene, come ho detto ho mangiato tanti animali, mi sono divertito tantissimo e ho rivendicato il sacrosanto diritto di mangiare carne a Pasqua e non solo a Pasqua. Verso chi diceva no, il povero capretto, no, il povero agnellino, per carità, massimo rispetto per gli animali, ma non toccatemi il sacrosanto diritto di mangiarli. Tu che ne pensi, Vitto? Ma dalle mie storie Instagram si è anche vista la grigliata che ho Ma fatto in cosa compagnia dici? di amici, Ma stai quindi... mangiando il tofu te? Ma Il il tofu tofu, con l'ovetto di Pasqua secondo me stai il tofu tu mangiando. in compagnia di qualche donzella sui Ah, mo. 45-50 l'avrei mangiato. No, il tofu mi dispiace, ma no. Carne e pesce. Carne, beh, Ca- mix, città anche di mare, hai detto Marsiglia, Barcellona, quindi hai fatto... Sì, 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 per forza bisognava Sì, adattarsi. oltre alla, sì, alla verdura, quindi la patata, anche il pesce, cioè tu hai fatto un bel mix. No, dai, adesso non cadiamo in Mi in dissocio. questi trivialismi. Ma le notizie, diciamo un po' di notizie perché sennò Esatto. Chi si è dissociato da... Permettimi, dimmi. grandissimo il ministro Valditara, il ministro Oh, un Valditara è il applauso al mio ministro eroe, Valditara. Questo il sempre mio eroe, Viva Valditara. perché c'era una professoressa saccente, veramente una ideologa della cultura, di voler imporre la cultura cristiana, la religione cristiana ai suoi alunni, è stata giustamente sospesa dal preside, e il ministro Valditara Come giustamente sospesa. giustamente sospesa anche con il pieno appoggio del ministro Valditara, grandissimo ministro, grandissimo. Io faccio un appello, non solo 20 giorni di sospensione, io direi partiamo con il licenziamento. No, vabbè. Addirittura il ministro No, Valditara, che ha approfondito il caso in questione perché è una persona seria, Quello è una sempre. persona rispettabile. Assolutamente. E cosa è emerso l'indagine del ministro? Indagine ministeriale, quindi parliamo di qualcosa Certo, di certo. serio, che erano atti ripetuti questi, di questa Ma scellerata, che atti? Spieghiamo bene che atti erano, perché sembra che si sta parlando di questi... imporre la preghiera a una classe, veramente qualcosa di vergognoso. Siamo in una scuola, non siamo in una chiesa. Vuoi pregare? Vai in chiesa, nessuno te lo proibisce. Grandissimo il ministro Valditara, che ci conferma appunto che è un atto ripetuto nel tempo, che ha fatto più questo volte. questo purtroppo sì. Io ero anche tentato da difendere questa professoressa perché insomma, beh, una preghierina ogni tanto, d'altronde. Io invece sto al 100% con il ministro No, no, ma per Valditara, carità, grandissimo il ministro. ministro Valditara ha spiegato che, insomma, non era un caso isolato, una preghierina ogni tanto, però era una cosa che effettivamente si ripeteva nel tempo. Permetti, oltretutto io e Gaz abbiamo avuto il piacere di conoscerlo di persona, una persona preparatissima, grandissima persona, che tra l'altro ha confermi, portato Gaz? una proposta interessante, ne parlavamo prima, quella dell'economia finanziaria nelle scuole. Sì, l'educazione finanziaria. Sì, scusate, l'educazione finanziaria nelle scuole. Finalmente. Che non è da valutare, perché comunque, soprattutto il giorno d'oggi, in questo mondo globalizzato, no, avere delle basi di educazione finanziaria è importante per affrontare i problemi quotidiani, per capire almeno dove stare nel mondo, no? Esatto, Giusto. esatto. Il 99% delle scuole non insegnano questa cosa, poi chiaramente c'è quella piccola minoranza di lasciatemi prendere questa piccola minoranza di ragioneria, ovvero la mia scuola, che ti forma apposta per quello. Però effettivamente, a parte la scuola che ho fatto io, tutti gli altri indirizzi in Italia non ti spiegano nemmeno cosa sia una bolletta, non ti spiegano nemmeno cosa sia una busta paga, non ti spiegano nemmeno la differenza tra tasse, imposte, contributi, non ti spiegano cosa sia l'INPS, non ti spiegano
cosa sia un'economia, proprio le basi. Adesso non è che dobbiamo indottrinare, però, quantomeno le basi, cioè che cazzo, quantomeno le basi, non è che insomma. Però quindi ottimo ministro Valditara, ottimo, avanti così. Con il ponte sullo stretto e con l'educazione finanziaria nelle scuole, questo governo, che per carità avrà anche i suoi difetti, sta dimostrando di pensare a un'Italia del futuro. E questo è fondamentale. Ma soprattutto il ministro che ha dimostrato di saper ascoltare i consigli che arrivano dal basso, dai giovani che hanno suggerito, che hanno comunque suggerito, di cui il buon Marco Vabbè, anche, fa anche insomma. parte, diciamo, ha proposto al ministro, quindi dimostra l'intelligenza anche nel saper ascoltare chi ha Esatto. vissuto Sì. come te, Marco, fino all'anno scorso, la scuola, sai come funziona, sai cosa c'è bisogno. Quindi grandissimo ministro Valditara, continui così, assolutamente ministro. Siamo assolutamente con lei. Tra l'altro noi giovani glielo abbiamo proposto una settimana fa e lui in una settimana ha portato la cosa nel Consiglio dei Ministri e l'ha fatta approvare. Poi magari ci stava già lavorando da tempo, però ti fa capire anche la tempestività con cui il ministro sta dietro le cose, insomma. E anche la differenza tra la Lega e gli altri partiti, perché poi Esatto. non è così scontato che ci sia un ministro che noi l'abbiamo anche incontrato qualche mese fa, no, in campagna Esatto. elettorale, un ministro che ha dedicato il sabato mattina agli studenti della Lombardia, per ascoltare le istanze, per raccogliere le istanze, ascoltare le esigenze di ciascun studente, insomma non è scontata come cosa e meno male che con la Lega al governo si è tornati ad ascoltare, i ragazzi, si è tornati a portare avanti un modello di scuola più vicino alla realtà e ai veri bisogni che ha questo paese, e ai bisogni degli studenti. Quindi, ottimo lavoro del ministro Valditara e ottimo lavoro di tutta la squadra della Lega al governo di questo paese. Poi ovviamente io sono anche di parte al governo della regione Lombardia, perché bisogna sempre citarla, bisogna sempre della menzionarla. Lombardia, del Veneto, del Friuli Venezia del Giulia. Piemonte, di tutte le regioni dove governiamo. Sì, esatto. Gaz mi sembra contento comunque per questo inizio, lo vedo tranquillo e sollevato. Per il momento sì. E già quando il Vito parte col dire: "Ve lo vedo tranquillo e sollevato", significa che dietro l'angolo c'è subito la Ma tu fregatura. ad esempio in pochi secondi cosa ne pensi invece della preghiera in classe? No, allora la Sei scuola d'accordo col ministro Valditara? allora io vi dico molto sinceramente, io andavo alle Salesiane alle medie Quello anch'io sono andato in una scuola e quindi cattolica ogni alle medie. mattina c'era il buongiorno, si chiamava, dove si faceva 1 minuto di preghiera o comunque di Quello riflessione, anch'io. quello ci sta. Ma da lì a imporre canti, preghiere, eccetera, ogni mattina in una scuola pubblica, poi se non sbaglio, insomma la scuola è laica, una canzoncina ogni tanto, una preghiera ci sta anche. Imporla così ogni giorno sinceramente, penso che sia un tantino esagerato e fuori luogo. Anche Chiarissimo. perché, noi spesso critichiamo magari quando ci sono altre religioni che si impongono in un paese laico, secondo me, Evitiamo di compiere noi in evitiamo di primis compiere lo gli stessi stesso errori. errore. Poi è chiaro che per altri discorsi simili a questo c'è anche un tema culturale, non solo religioso. Certo. Cioè quando si dice, non facciamo la moschea, io son d'accordo. Vabbè, quelli sono altri discorsi. Son d'accordo. Quando si dice, tuteliamo i valori cristiani, io son d'accordissimo. Però da lì a imporre in una scuola laica, le preghiere ogni giorno mi sembra un tantino esagerato, ecco. Va bene, allora mandiamo la prima canzone, Running Wild dei grandissimi Airborne.
Prova già a chiamarlo. Rieccoci su Radio Libertà con i Barbari Eleganti. Prima parlavamo, no, che stasera c'è una partita importante Milan-Napoli di Champions League e ci chiedevamo appunto Pronto? chi parla? Chi Appunto, parla? c'è una C'è una partita. partita in diretta da San Siro, mi Sono sembra. anche in ritardo, porca di quella puttana. No, allora per chi non lo sapesse è il buon Luca Scognamilo che oggi ci ha paccato per la Io volevo partita. dire una cosa. La Palestina non è uno Stato, ma è un'organizzazione terroristica. No, No, bravissimo, Scogna. giustissimo, Urlarlo. giustissimo, però Scogna, noi prima dicevamo che partita fantastica farà il Milan stasera, cioè stasera il Milan secondo me almeno 2 gol proprio senza subirne li farà tutti, come l'Inter ieri. Vito, Dica. fammi un favore. Taglia le gomme della macchina a gas. L'ha già fatto l'altra volta. Ma sì, Tu vai ridi e scherzi, tranquillo, ma non io c'è qua ho bucato problema. l'altra volta, eh. Adesso ho Allora, capito chi è chiama stato. Quindi sei pronto a goderti la partita, caro Scogna? Se arrivo allo stadio, sì. Va Mi bene. raccomando, esulta anche per noi, eh. Tu cosa ne pensi? Vito, Sì. mi Dimmi, raccomando, ritagliati le gomme della macchina. sarà fatto. Tu cosa ne pensi della maestra che imponeva le preghiere ai ragazzi? Non penso. Che devo andare a cagare. No, vabbè, dai, su, un po' più, Bene, un po' più bene, di diplomazia, bene, bene. dai. Delicato. Il signor Sgarbi l'ha difesa. Ma cazzo mi frega. Cioè, Vabbè. può anche andare a cagare. No, vabbè, stasera abbiamo uno Scogna abbastanza Stasera agitato. è modalità No, tifo. ma capite benissimo che non ha senso. Perché una maestra dovrebbe... Cioè, il bambino va al catechismo e prega. Va a scuola e studia. Non prega. Vabbè, adesso al giorno d'oggi va e anche non studia, quindi insomma, Sì, quantomeno... oppure va a catechismo e non prega. Non è che... Va in chiesa e frega, va a scuola, studia, lancia i banchi, fa quello che vuole, non è che Esatto, frega. esatto. Poi come il milanista che va a San Siro e vince, no? Sì. Ed esulta per la vittoria. Ed esulta per la vittoria. Stare zitti. Se invece parliamo di una scuola privata cattolica, allora lì non ci vedo il problema. Come quelle che abbiamo fatto io e il signor Gazzola, perché qua siamo persone per bene. E che tutt'oggi... E che tutt'oggi Facciamo, frequentiamo ovviamente frequentiamo, un'università di certo. stampo cattolico, insomma. Certo. Sì, vabbè, ma non me ne frega un cazzo. Io stavo facendo un altro discorso. Vabbè, Scogna, vuoi dire un'ultima cosa ai Barbari Eleganti? Io non ho ancora sentito Vittorio parlare. Fatemi sentire Vittorio. Ma ha parlato... Beh, allora permettimi, Scogna, di portare invece un altro attacco diretto a un'altra persona pavida che di nome fa Jorge Maria Bergoglio. No, in arte Francesco. no, questo No, non te lo- no. Il pavido alleato No. dell'Espresso No, che no. difende No, la no, loro allora, idea vabbè, sconclusionata di aspetta. pace. Questo è un l'audio po'. Vittorio. No. Vabbè, Scogna, ci sentiamo dopo. Buona partita, situazione forza un po' Milan. critica adesso. Sempre. Adesso zittiamo via. Forza Napoli, forza Sì, Napoli. sì. Ciao Scogna, ciao. Guardate che qui gli altri due pavidi No, insieme a Bergoglio Vittorio, all'Espresso. Vittorio, io non ti consento di attaccare il Santo Padre. Io attacco il Santo Padre. No, questo non si può permettere, noi ci dissociamo da questa cosa. Assolutamente. Jorge Bergoglio, che dal 31 dicembre 2022 è ufficialmente il Papa della Chiesa Cattolica, io non ti consento di attaccarlo. Io attacco il Papa della Chiesa Cattolica, così come attacco qualsiasi altro capo di Stato. Tra che cui il fa Dalai delle Lama. Tra cui anche il Dalai Tra cui il Lama, tra Dalai poco Lama. ci arriviamo, che fa delle No, ma dichiarazioni cosa ha fatto il pavide. Dalai Lama adesso? Io ho letto una notizia che sinceramente, nel rispetto di tutte le religioni, quello che volete, però se fosse vera quella notizia che ho letto, dove lui praticamente ha baciato, no? Sì, si voleva far leccare la lingua Si da un voleva- bambino. Ma proprio così l'ha detto, no? Sì.
detto leccami la lingua. Oddio, Probabilmente il Dalai Lama voleva avvicinarsi alla Chiesa No, Cattolica. Dai, Vittorio. Allora, dai. assolutamente Comunque no. vorrei ringraziare la redazione di Radio Libertà per non averci ancora cancellato il programma. E lo dico in questo Siamo momento su più di Scherzi a tutti. parte, Siamo su Scherzi Scherzi a parte. Ovviamente il caro Vittorio sta scherzando. Prossima notizia. Allora, cosa è successo ad Amsterdam? Ad Amsterdam praticamente l'aeroporto vieterà i voli notturni e i jet privati per ridurre le emissioni. Cosa ne pensi, Vitto, del fatto che una grande parte della sinistra nazi ecologista voglia vietare i jet privati? Questa ennesima follia socialista dei Green. Socialista, permettetemi, come Bergoglio. Dai, su. Dai, noi ci dissociamo da questo. Assolutamente sì. Quindi parlando invece nello specifico, è una cazzata, cioè, si può dire tranquillamente. In realtà i voli che diciamo sarebbe più conveniente dirottare magari su altri mezzi di trasporto, come può essere quello dei treni, può essere sulle tratte regionali. Assolutamente. Penso alla Milano-Roma, che comunque a livello di tempistiche, certo il volo dura un'ora, però tutto quello che c'è tra il prima e il dopo, prendere un volo, la tempistica più o meno è simile, Sì. ballano pochi minuti. In realtà sarebbe più conveniente a livello ecologico spingere sulla tecnologia dei treni, ad esempio per le tratte regionali, ed è una follia Certo. vietare i jet, che un jet privato non possa atterrare, cioè socialismo puro. Sì. Anche perché stavolta i cari signori Alleanza Verdi Sinistra, ma insomma tutti questi folli, socialisti e anche green, vogliono dare la colpa dei cambiamenti climatici ai signori dei jet privati. Dicono, ma c'è il cambiamento climatico, dobbiamo far piangere, come che dicevano i comunisti, anche i ricchi piangano, dobbiamo far piangere e vietare emissioni inutili come i jet privati. Allora io vorrei dire una cosa, ci siamo documentati. Award in Data, Università di Oxford, la comunità scientifica dice che tutto il traffico aereo mondiale impatta tra il 2,5 e il 4% sul cambiamento climatico. Quindi sul cambiamento climatico tutta l'aviazione mondiale impatta meno del 4%, tra il 2,5 e il 4%. E già qui ti fa capire che pensare all'aviazione è una cazzata, ma non solo. Quindi tutta l'aviazione mondiale il 4%. Emissioni totali del settore dell'aviazione. Voli di trasporto persone 71% di quel 4%, voli di trasporto merci 17%, aviazione militare 8%, jet privati 4%. Quindi impatto sul cambiamento climatico dei jet privati il 4% del 4%. Adesso io non sono una grande cima in matematica, ma ne so abbastanza per sapere che il 4% del 4% non è un cazzo. Quindi signori, se dobbiamo prendercela con qualcosa per risolvere il problema del cambiamento climatico, sicuramente i jet privati sono soltanto una scusa. Quindi non nascondete il socialismo dietro i cambiamenti climatici. Se volete impedire i jet privati è solo per vostra follia ideologica, non per salvare l'ambiente. Io più che socialismo, robe varie, io la definirei proprio follia ideologica. Cioè il fatto che ci siano persone, quindi immagino imprenditori, comunque miliardari, milionari o comunque semplicemente magari anche dei dirigenti d'azienda che hanno a disposizione un jet privato e serve questo jet privato per spostarsi nei tempi più brevi da una parte all'altra del mondo per fare affari, no? Per quindi creare lavoro, occupazione, sviluppo. Ecco, che ci siano poi degli scappati di casa, perché alla fine sono sempre loro, che dicono no, non potete usare il jet privato per spostarvi di là, ma perché? Cioè, se io me lo posso permettere, se io posso usufruire di questo servizio, posso spostarmi liberamente e tranquillamente da una parte e dall'altra e non inquino, cioè l'inquinamento e i cambiamenti climatici sono dovuti soprattutto magari a quei paesi, pensa all'India, pensa alla Cina, che hanno delle emissioni alle stelle e che non hanno mai rispettato il clima, no? Nella Certo. produzione. Non hanno mai rispettato niente. No, non ce la prendiamo con loro, però secondo le logiche di questi folli ce la dobbiamo prendere con chi si è sudato, tra virgolette, e si è creato magari anche un impero, economicamente parlando, e, Tipo il e signor
tipo il signor Berlusconi può permettersi il jet privato per spostarsi più facilmente, però no, non si può perché loro dicono Anche i ricchi che piangano, perché dicono anche i questi ricchi comunisti. è un po' come la tassa sullo yacht, no, di qualche anno fa di Monti, dove aveva messo questa tassa sugli yacht, il risultato non è che gli yacht fossero diminuiti, ma semplicemente spostava le immatricolazioni in Croazia e dalle altre parti dove magari pagavano anche di meno, portando via di fatto soldi al paese. Quindi sono sempre queste logiche malate dei no, no, oppure dell'essere contrari contro a prescindere i ricchi, no? Insomma, va un po' ridimensionata questa cosa. No, oltretutto perché, come dicevi prima, cioè comunque questi settori diciamo che riguardano il settore del lusso, che possono essere di macchine, yacht, Certo. aerei privati, comunque sono creati da una manodopera altamente specializzata, che comunque viene messa in crisi, come è stata messa in crisi, appunto, lo dicevi prima, con la tassa sullo yacht, che ha causato la perdita di molti posti di lavoro. Quindi assolutamente fa una cosa solamente per attaccare i ricchi, con la loro ideologia malata socialista che vorrebbe ridistribuire, invece colpiscono quelle famiglie che comunque vivono e campano con l'industria del lusso. Sì, ma anche perché per costruire i jet privati, ma sai quanta manodopera serve per costruire un jet privato? Sai quanta manodopera serve per costruire uno yacht di lusso? Quelli sono posti di lavoro, sono tanti posti di lavoro. E no, invece no, per follia ideologica bisogna rinunciare. Vedi, è un cane che si morde da sola. Ennesima dimostrazione che i socialisti non capiscono un cazzo di economia. E con questo mandiamo la prossima canzone. Dedicata proprio all'Olanda. Esatto. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Non sapete cosa abbiamo evitato stasera, perché Esatto. era stata scelta una canzone molto Intendi questa? molto no. borderline. La canzone che avete Siamo appena riusciti a deviarla. La- Cos'era questo spettacolo di canzone, La canzone Marco? che avete appena sentito si chiama Blame It on the Pussy di Andy Flasco and the UN, e non la canzone che aveva scelto. Voi due siete due pavidi, avete No. paura di attaccare la Chiesa, avete paura di Ma mettere una non bisogna canzone. attaccare la Chiesa, dai, la Chiesa Certo fa che tante bisogna cose belle. attaccare la Perché bisogna Chiesa. attaccare la Chiesa a caso, giusto per... Non è attaccare la Chiesa a caso, è di un pavido che vorrebbe consegnare un paese sovrano a un dittatore schifoso che, permettetemi, andrebbe squartato. No. Allora, cioè, cerchiamo di sintetizzare senza... Molto sintetico, che dovrebbe essere appeso. No, allora, Vittorio, dai, però, che cazzo. Allora, insomma, cioè, qual è il problema del signor Bergoglio?
signor Bergoglio, un pavido che Ok, ma vorrebbe questo l'hai già detto, consegnare, questo l'hai già detto che 4 vorrebbe volte. consegnare l'Ucraina alla Russia, al tuo amico Putin, Gaz, perché ha troppa paura. Ma perché dici che la vorrebbe consegnare? Che dichiarazione ha fatto che non ti è piaciuta? Sentiamo Cioè, cerchiamo un po' l'assurdità, anche di sentiamo l'assurdità. argomentare. Ma certo, argomentiamo, tratto dall'articolo dell'Espresso, ovviamente, come al Salutiamo gli solito, amici dell'Espresso. Ti informi sull'Espresso, che quindi. che erano stranamente a favore del Papa, un'estrema sinistra che a favore del Papa per la sua posizione sulla guerra, cioè di far terminare la guerra così che, facendo in modo che l'Ucraina si consegni alla Russia, fare in modo che finisca il cosiddetto bagno di sangue, schiacciando gli ucraini sotto il giogo dei russi, che probabilmente a qualcuno in questa stanza piacerebbe, però per fortuna l'Occidente continua a rifornire, a dare supporto all'Ucraina, Su quello sono che d'accordo si anche difende, che continua a difendersi, anzi a riconquistare territori, e speriamo anzi che la guerra vada avanti, che l'Ucraina Ma come che la guerra vada avanti? che l'Ucraina recuperi tutti i territori mamma. che sono stati invasi, Mm. compresa la Crimea, che la Crimea che è ucraina, la Crimea è ucraina, e che si arrivi alla pace solamente quando l'Ucraina sarà di nuovo libera e potrà scegliere del proprio destino, che sia entrare nell'Europa, entrare nella NATO. Noi vogliamo l'Ucraina che è Europa, nell'Europa e nella NATO. Sì, però Ma insomma, noi chi? però insomma, cioè, Ma, se vogliamo l'Ucraina nell'Europa, poi però non dobbiamo rompere i coglioni all'Ungheria e ad altri paesi poco, cioè un po' L'Ucraina che corrotti. diciamolo, che sta per portare una legge sui diritti civili molto più Sì, avanzate però di quelle che a c'è in livello- che è anche Italia. uno dei paesi più corrotti, però vabbè, a fa livello di niente. corruzione l'Ucraina non è Dettagli. messa bene, cioè se vogliamo l'Ucraina nell'Unione Europea, poi però non dobbiamo rompere i coglioni all'Ungheria per la corruzione, perché l'Ucraina è anche messa peggio Povere dell'Ungheria. stelle che hanno ricevuto miliardi di euro per finanziare i loro traffici, ora si vendono alla Russia. Ma chi? Io propongo espulsione immediata dell'Ungheria dall'Unione Europea e dalla NATO. Facciamo entrare l'Ucraina. Viva Orban Zelensky. e gli amici di Fidesz. Grazie al cielo c'è gente anche diversa al governo in generale. Esatto. Purtroppo, per fortuna, e anzi, che grazie il al governo, cielo, grazie che al il cielo, presidente ti del dico, Consiglio Meloni è sì, andata in Ucraina sì, a portare il pieno sostegno e grazie a al Zelensky. cielo che nel 2023 non esistono solo le armi, perché non è che alla guerra si risponde con altra guerra, ma esiste anche la diplomazia, e fino a quando le parti non si siederanno a un tavolo, non ci sarà la volontà, io non dico da una parte o dall'altra, dico in generale, le parti, siamo nel 2023, abbiamo visto già troppi morti, troppi feriti, esiste la diplomazia, esistono grazie al cielo paesi che vogliono, e anche partiti che spingono più per la diplomazia che per la guerra, proviamo anche quella strada lì. Se la diplomazia è consegnare l'Ucraina alla Russia, non esiste diplomazia. La diplomazia, sono d'accordo con la diplomazia significa anche cercare un punto di equilibrio. Non c'è un punto di equilibrio finché i russi non lasceranno l'Ucraina. È chiaro che se hai due posizioni estreme e chi porta avanti queste posizioni, a prescindere, non vogliono incontrarsi o non hanno una minima intenzione di incontrarsi, è chiaro che secondo me sbagliano sia da una parte che dall'altra. Non sono due posizioni estreme, è una posizione ragionevole di chi vuole mantenere la sua integrità territoriale e di chi è un invasore. In una guerra ci siano posizioni ragionevoli. No, le però posizioni sono estreme da una parte e dall'altra. Però c'è una parte che ha sicuramente più torto dell'altra, questo non lo puoi negare, caro Gaz. C'è anche una NATO che ha le sue responsabilità. Ma poi, smettila. C'è anche una NATO che ha aperto le basi militari come delle caffetterie della Starbucks un po' in giro per il mondo. Vabbè, poi non andiamo in altri discorsi. Vabbè, però di altro. le responsabilità ci sono da una parte e dall'altra, chi più chi meno. Ma sì, questo non è Rai Politica Estera. Esatto. Parliamo di altre cose. Allora, Vitto, prego. Allora, Uganda, il presidente Museveni chiede all'Africa di salvare il mondo dalla pericolosa omosessualità. Questo è un amico di Gaz, sicuramente.
Questo è un amico di Gazzo, guarda, oltretutto proprio pure brutto, guarda. No, solidarietà al presidente No, l'hai appena dell'Uganda. insultato, guarda che faccia che fa, è Hai triste. appena fatto body shaming, Mamma Vittorio. mia. non Ma si sono fa. contento di farlo su un pazzo che fa delle dichiarazioni del genere, Un veramente. 78enne dittatore ugandese, presidente dell'Uganda dall'86, quindi insomma non proprio da poco, è tornato a tuonare contro la comunità LGBT e dice che si è appellato a tutta l'Africa per salvare il mondo dall'omosessualità descritta come un pericolo alla procreazione della razza umana. Perché hanno veramente problemi di natalità in Africa, mi sembra quello il problema. Sì, è vero, è vero. Effettivamente diciamo che allora, con tutto il rispetto, però la natalità in Africa sta diventando un problema per il mondo intero. Quindi Insomma. direi più Io omosessuali per l'Africa, No! anzi il contrario, cioè io direi siate felici, vivete la vostra sessualità e non abbiate paura di nascondervi, abbattete questi tiranni. Apriamo un po' di basi NATO in Uganda, almeno... Ma l'Uganda è nella NATO, questo non credo, però... No, anche perché la NATO è solamente paesi europei e nordamericani, quindi sì, non... Sì, ma tanto, vabbè. Vabbè, allora dice, il vabbè. presidente è pronto a firmare la contestatissima nuova legge omotransfobica ugandese, ha promesso che non permetterà mai la promozione e la pubblicità dell'omosessualità in Uganda, che a suo dire non sarà mai tollerata. Vabbè, questo lo dice anche Orban, però... insomma. Sì, perché ricordiamolo, il pericolo per i bambini è Harry Potter, che è un catalizzatore di messaggi di propaganda LGBT, cioè questo è il livello di alcuni personaggi che sono, io come ho iniziato questa trasmissione ho definito dei guitti, sono dei guitti. Orban, questo qui che manco so come si chiama, Museveni, ecco, questo Yoweri Museveni, patetico guitto, anche lui. Guitto mi piace come insulto, devo dire che è molto politicamente corretto. Sì, dato che siete due fighette oggi, bisogna... No. Bisogna Le fighette sono quelle che ha trovato Gazza in crociera a Pasqua. Ma non lo diciamo. E quindi, vabbè, insomma, siamo tutti d'accordo nel condannare, sì. Assolutamente sì. 3 su 3, la maggioranza approva unanimità. Esatto. Un po', insomma, abbiamo approvato un po' come stare in Parlamento, come stare a Roma. Ovviamente permettete di fare una battuta finale come nel famoso gioco, quello che c'è per cellulare dell'intruso, quel che si chiama... Lo so, io gioco solo a Subway Surf sul cellulare. Il gioco dove c'è l'intruso in pratica che tu devi trovare... Among Us. Among Us, ecco, trova l'intruso, non credo sia difficile. No, vabbè. Non credo sia difficile trovare l'intruso tra... Esatto. Noi abbiamo fatto una votazione qua, noi tre, come di solito si fa a Roma. Gazza, cos'altro è successo a Roma? A Roma, questo articolo del Messaggero: Neturbino ama, sorpresa non lavorare, con il camion dei rifiuti in pasticceria, sale slot e poi insomma meraviglioso. Sa godersi la vita, no, cioè, alcuni direbbero così, altri se non fossero i soldi pubblici. Altri lo riempirebbero di insulti, un po' come sempre quelli che pigliano il reddito di cittadinanza, perché alla fine cazzeggia uno, cazzeggia anche l'altro, no, pagato poi. Vabbè, ma se usano i soldi pubblici per andare a prostitute, insomma... A fa alzare il PIL così. Sì. Però vabbè, insomma, il moltiplicatore keynesiano anche le sale slot che non esiste, quindi c'è proprio il degrado della società. Pasticceria, quindi mangi solo sale slot, diventi pazzo del panzone. E poi vai a prostitute, cioè, vabbè, anche perché penso che delle ragazze normali questo qui non se lo filano. Un dipendente dell'AMA è stato beccato mentre andava a Scusate. Un dipendente dell'AMA è stato beccato mentre andava a prostitute con l'autocompattatore che dovrebbe guidare per raccogliere la spazzatura. Assurdo. Uè, bella! Andiamo a raccogliere la spazzatura insieme. Sei degradante, veramente. No, questi sono gli amici di Vittorio. L'uomo è stato seguito, visto e fotografato dagli investigatori aziendali. Cazzo, servivano anche gli investigatori aziendali che hanno tracciato la sua notte di lavoro. Il risultato è che non lavorava. È stato
È stato visto in una pasticceria, poi è salito sul mezzo e si è fatto un sonnellino, quindi anche la pennichella, e poi ha avuto il tempo pure per andare a un incontro erotico. Lo riporta il quotidiano La Repubblica, che di incontri erotici se ne intendono, insomma, visto come hanno trattato il presidente del Consiglio di Per 11 anni fa. troppi anni hanno riempito le pagine dei vari incontri che faceva Berlusconi, accusandoli di tutto e di più, poi come al Ora si solito occupano a dei distanza dipendenti. di anni, è finito tutto, cioè è risultata una cazzata unica e giustamente poi adesso non sapendo di che cosa occuparsi vanno a perseguitare i netturbini di Roma che vanno poi a prostitute con i I camion della poveri spazzatura. netturbini di Roma che La purtroppo Repubblica sa sempre deliziarci di queste notizie, nello stesso ambito poi che le prostitute, sale slot, grandissimi giornalisti di Repubblica. Un abbraccio a vabbè, loro forse come perché la quelli colpa è dei dell'Espresso. giornalisti di Repubblica, no, la colpa è di sto No, coglione ma qua che vanno anche un po' insultati anche loro, scusa, ma quello cioè dopo sicuramente, quello sicuramente. Però sfruttiamo le partiamo da un occasioni. presupposto: il presidente non faceva delle cene eleganti, Esatto. chiamiamole per il loro Assolutamente nome. gala, Esatto. cene gala. Cene eleganti. Cene eleganti. Secondo Vai. lo stile di vita di questo netturbino, se non fosse nell'orario di servizio, Esatto. Sarebbe anche giustificato, sarebbe se non fosse giustificato nell'orario di assolutamente, servizio. cioè, sono tutte attività legittime, assolutamente legittime. Colgo comunque l'occasione per dire che Gaz, veramente la tua fare umorismo sul lavoro di povere donne che scelgono di utilizzare il proprio corpo per fare di questo quello la loro professione, è veramente imbarazzante. Ma Cioè, dove? tu fare umorismo su delle Ma povere umorismo donne. ma io ti querelo di nuovo, ma cioè ma la devi Ah, di piantare. nuovo l'hai già querelato? Ma sì, ma vedrai che a fine Ma anno le tue querele sono si come il ritrova 3000 vento, querele, cioè, sto volano qua. via e non siedono mai più. Ma a caso, cioè Gaz insulta, cioè ma lasciam perdere, ci vuole pazienza Ma sì, certe la volte. parte bigotta e conservatrice del Ma trio dove la probabilmente parte sei tu, bigotta? cioè. Ma ho semplicemente detto che sto qua, insomma, tutti i vizi di questa società se li ha presi questo povero netturbino. Compreso essere un Il dipendente vizio non è un pubblico. crimine, No, ma poi Gaz. cioè andavi in giro non con la sua macchina, col camion della spazzatura, cioè, quindi spettacolo. Tra l'altro, scusate, È anche noi l'abbiamo originale definito lui. dipendente pubblico, ma non sappiamo se l'AMA è Beh, un'azienda pubblica. Vabbè, come no, è partecipata al massimo. sì. Vabbè, scusa, è una società in house che gestisce per conto dell'ente Roma Capitale, allora sì, suo socio unico. Sembra quindi, abbastanza chiaro ed insomma, evidente che più pubblica che di sia così, abbastanza insomma. pubblico, cioè. No, Il problema più che altro è come vengono investiti i soldi dei cittadini lombardi in esatto. questo modo. Cioè, il problema non sono i vizi, cioè il problema è che lo fa durante un orario di lavoro che sta Sì. svolgendo un E scommetto che questo signorino qua non sarà neanche licenziato, perché i dipendenti pubblici smollali da lì, smollali da lì. La sanzioncina, Una si va avanti. sanzioncina, magari lo trasferiscono, Volemo se però bene, poi tutti i rifiuti, cinghiali, posto eccetera. fisso, chi l'ammazza A questo? proposito di cinghiali, io ho visto un bellissimo botto e risposta tra Gasman, l'attore, e il nostro Quale? Il padre quello serio o il figlio quello raccomandato? no, il figlio, a parte che il figlio O il è anche nipote bravo, quello il figlio è che... bravo. No, il padre quello serio tra virgolette, che secondo me è più un cretino Vabbè, che altro. tu dici Alessandro Gasman, non Vittorio Gasman. No, sì. Alessandro. Sì, no, intendevo lui esattamente. Insomma, lui ha detto praticamente sulla storia dell'orso, no, dell'abbattimento dell'orso, ha pubblicato un'immagine sui social mettendo la faccia dell'orso e quella del presidente Fugatti, no? E dicendo indovina chi è l'orso tra i due, insomma come prendono un po' per il culo. E alla fine quell'altro, il Mirko Bisesti, l'assessore alla regione del Trentino Alto Adige, quindi anche consigliere provinciale di Trento, insomma ha detto, gli ha risposto una roba del tipo: a Roma ma siete abituati a vedere al massimo l'orso Yogi, no? Esatto. E oltretutto la polemica, cioè, Cinghiali. da che pulpito, visto che poi a Roma hanno una marea di cinghiali e o li tiri Hanno sotto sta gente qua che... o li tiri sotto con l'ama e quindi con il netturbino che poi va a sale slot, prostitute, oppure li lasci bellamente circolare in giro per la città e amen. Beh, in Vivono quel tutti in caso questa non sarebbe logica una brutta idea fantastica. trasferire un paio d'orsi, tanto son 150 in Trentino, un Già a paio in più, Roma un paio di... giusto, Così liberano, cioè, dai cinghiali, cioè Sì, a quel punto no, fai ma
penso che sia la scelta migliore. Portiamoli giù a Roma, sotto casa di Gasman, insieme a un po' di cinghiali, così almeno capisce cosa significa vivere in mezzo degli animali. Beh, che sarebbe un bello certe volte anche scontro tra pericolosi. 1 o 2 orsi e una quindicina, una ventina di cinghiali. Chi è che vincerebbe secondo voi? Simba. Simba. 1 o 2 orsi e una quindicina di cinghiali. Quindi metti l'orso Yogi contro, come si chiamava? Timon? No. C'era Pumba. Pumba, sì, sì. Esatto. Beh, guarda che il cinghiale è un animale pericoloso, non è un animale da sottovalutare. No, c'è chi c'è morto sotto un cinghiale, per Chi carità. anche l'ha mangiato, poi è anche un Io buon lo ragù, mangio sempre il comunque. cinghiale, insieme al buon Francesco Moro della prima Al sigla. Francesco Moro. Salutiamo Che tra l'altro Francesco Moro. Moro, dobbiamo portarli in radio di nuovo, perché lui aveva chiesto di tornare, È di vero. Non lo parlarci so, delle lui sue... sembra un po' troppo cattolico dopo No, questa no, puntata. lui voleva Non credo parlarci che- delle sue esperienze culinarie con i cinghiali, con gli orsi, insomma, secondo me ci saranno un No, bel po' di ragazzi, sorprese. viva il ragù di cinghiale, ragazzi. Fatemi elogiare la carne ancora una volta. Viva il ragù di cinghiale, Beh, buonissimo, certamente, ragazzi. la senti la differenza, cioè è tutta un'altra cosa, il Altro sapore. che Altro che tofu, carne sintetica, quelle carni ragazzi. sintetiche, i grilli che fate Ma la carne schifo, voi sintetica di che avete mangiato i grilli guarda, l'altra è volta uguale in identica a trasmissione. quella C'era- normale. C'era un odore qua di grillo, di Buonissimo. farina di grillo, ma Buonissimo che quell'hamburger. schifo, ma che schifo, ma per carità. Vabbè, cari ascoltatori e radiospettatori, come si dice, vi ringraziamo per essere stati con noi anche questa volta. Dobbiamo andare a vedere il Napoli. Dobbiamo trovare una formula per chiudere, perché non Basta sappiamo che mai non come sia chiudere. buon Schlein a tutti. Cioè No, buona quello lì- Shine No, per ma- l'inizio, per la Ma chiusura. figurati se diciamo ancora buona Schlein, quindi buona Schlein a tutti gli ascoltatori. Buona scena a tutti gli ascoltatori, Grazie. a settimana prossima. Siete Ciao. vergognosi. Viva i piedi! Viva i piedi.